Passiamo al calcio adesso. Passiamo al calcio a 5 perché prodigi della tecnica televisiva, ovviamente questa puntata, come i più attenti avranno notato, è registrata, però noi ci colleghiamo lo stesso in diretta con lo stadiolo del calcio a 5 di Ospedaletti, dove con mister Franco Basta andremo a rivivere l'ultima partita di Coppa Italia, il 3-3 contro il Priamar, e andiamo a vivere l'immediatissima vigilia della partita d'esordio nel campionato di Serie C contro il Città Giardino. Dunque linea Franco Basta allo stadiolo del calcio a 5 di Ospedaletti. Vai con la regia, vai. Di nuovo un altro pareggio col Priamar, questa volta perlomeno non abbiamo giocato male come là, ma non abbiamo fatto gol, ci siamo mangiati tanti gol e abbiamo preso gol ogni volta con palla nostra, da una situazione di palla nativa nostra, fallo laterale o calcio d'angolo siamo riusciti a prendere gol. Poi il problema grosso comunque non è i 3 gol presi, perché ci possono stare in un arco di una partita a 5, soprattutto prendere 3 gol. Il problema è non fare i gol che abbiamo creato. Poi loro per contro ne hanno fatti anche loro, hanno avuto tante azioni, ma sempre sui nostri errori. Noi sbagliavamo la finalizzazione, di conseguenza era una ripartenza e il rischio di prendere il gol, come è stato anche in 2 occasioni su 3. Quindi dovremo lavorare su quello, sulle finalizzazioni, proviamo a vedere, ma avevamo già avuto su alcuni esercizi fatti in settimana, avevamo riscontrato proprio la difficoltà a segnare e adesso vedremo. Ora il passaggio del turno non è ancora compromesso perché comunque dobbiamo giocare 2 partite con Città Giardino, abbiamo una partita in meno, atteso il risultato, quindi addirittura si potrebbe anche arrivare primi del girone, però è chiaro che non possiamo più permetterci passi falsi, altrimenti rischiamo veramente di non arrivare alle semifinali. Ecco, adesso tra un'ora e mezza i ragazzi sono già arrivati, siamo pronti per la prima di campionato, e Città Giardino che affronteremo in un mese 3 volte, 2 di Coppa Italia e 1 in campionato, e niente, finalmente si comincia, sono i 3 punti del campionato. Con le grosse difficoltà dei vari campi, perché abbiamo già per la prossima settimana il grosso problema di Genova Calcio a 5 che non ha il campo, non sappiamo ancora una settimana dalla partita come la giocheremo, e niente, adesso noi proveremo a cambiare un po' quello che abbiamo fatto fino adesso, perché su 3 partite ne abbiamo pareggiate 2 e speriamo di fare qualcosa in più. È chiaro che è un anno più difficile di quello che forse all'inizio potevamo pensare, anche perché le squadre che giocano contro di noi ce la mettono tutta, perché noi siamo quelli che arriviamo dalla B e quindi rappresentiamo comunque una squadra da sconfiggere, e è chiaro che dovremo cominciare a pensare veramente ai 3 punti. Città Giardino è una squadra che l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia, che è arrivata seconda, che comunque ha vinto i playoff per salire in B, non è andata in B, loro praticamente sono quasi gli stessi, forse a parte un paio di elementi che sono andati a giocare al Tiguglio. Noi rispetto all'anno scorso comunque abbiamo perso tanti giocatori e stiamo inserendo i giovani e ci vorrà tempo, e quindi il collaudo sarà forse un po' più lungo, però noi cercheremo di fare il meglio possibile per poter portare a un buon livello la prestazione. Franco Basta non demorde, vedi, col calcio a 5, dopo l'esperienza dell'anno scorso in Serie B, quest'anno in Serie C la sta facendo da protagonista. Si cerca di risalire prontamente e insomma proprio fra circa un'oretta, se ci state seguendo nell'appuntamento alle 19:50, questa partita col Città Giardino già potrebbe essere decisiva. Una squadra che l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia, è arrivata seconda in campionato, dunque attenzione, è importante partire col piede giusto ed è giusto dare fiducia a questi ragazzi che praticamente sono lo stesso gruppo dell'anno scorso, con qualche giovane innestato dalla Under 21.